Ciao a tutti, sono Sabatina Napolitano. Oggi è 1° settembre, quindi volevo fare una lettura da Grazia Deledda. Io ho letto i suoi romanzi, adoro Grazia Deledda, apprezzo il suo stile pieno d'anima, ehm, la sua narrativa propria della cultura e delle tradizioni e del cuore sardo. Io mi sento molto legata a lei, profondamente. E se anche è una scrittrice dei primi anni del Novecento, io non posso fare a meno di citarla. Oggi leggerò un breve passo da Fior di Sardegna per legarmi anche al video che ho fatto precedentemente parlando di La Maddalena, dove sono nata. Il fatto è che questa prima parte del romanzo è emblematica per me prima di tutto per entrare nel tessuto, nella letteratura propria di Grazia Deledda. Ultimamente il mio augurio, quello che rivolgo prima di tutto a me stessa, è di un tramonto delle banalità. Ultimamente vedo delle banalità anche tra personaggi da cui non me le aspetto, pure banalità. Io di fronte alle banalità sapete come reagisco. Su questo, leggendo molto Nabokov, ho estrapolato la sua modalità di fare anche con gli altri scrittori o con intellettuali e critici. Di fronte alle banalità di solito non sorrido nemmeno, non prendo atteggiamento, però ammetto che esistono delle banalità. Il mio augurio è di non creare una banalità. Su questo sono abbastanza onesta e sincera. Il mio tentativo è sempre quello di non essere banale, perché altrimenti sarebbe inutile la mia presenza sul pianeta Terra, per come vedo io anche il senso della scrittura. Evitare le banalità. E questo romanzo, ad esempio, è fuori delle banalità e tutto ciò che non è banalità, perché la letteratura è fuori dalle banalità. Per banalità si intende non propriamente essere dei critici, i rinomati critici, ma anche sapere il minimo di quello che produce anche per esempio l'università. L'università produce senso critico, gli studi producono senso critico. Il mio tentativo è quello di non infervorare le banalità che esistono e ho visto esistere tutto intorno. La bella e ardente fanciulla adorava Marco in tutta l'estensione del termine. Il suo amore era qualcosa di strano, di pazzo, un amore che se contrariato l'avrebbe uccisa, che pure così corrisposto la consumava ancora, le assottigliava l'anima e la fantasia. Guai se Marco la lasciava un'ora, un solo istante. Le pareva che tutto fosse vuoto intorno a lei e se l'assenza doveva prolungarsi, piangeva, quasi le fosse accaduta una qualche disgrazia. Ma quando Marco ritornava e pigliandola tra le sue braccia robuste le esprimeva a baci tutto il suo amore, Lara finiva col ridere della sua pazza angoscia, si chiamava bambina, si prometteva di non desolarsi più e ricominciava da capo appena lui doveva allontanarsi di nuovo. Marco per lei era tutto, vita, mondo, Dio. Nulla esisteva per Lara all'infuori del giovine. Aveva trascorso i più splendidi paesaggi d'Italia, aveva visitato le più belle e grandi città senza quasi veder nulla, gli occhi sempre immersi nel volto di Marco, la fantasia sempre rivolta a lui, che pure le stava così vicino. E quando esso le indicava i panorami più incantevoli, i monumenti più famosi, essa li ammirava per contentarlo, perché anche ammirati da lui, ma all'ultimo gli sussurrava le parole che parevano complimenti, ma che invece erano la più sincera espressione dei suoi sentimenti. Bello, bello, ma tu sei più bello. Lui sorrideva, la guardava forte negli occhi, a lungo, e se non visto trovava bene anche il modo di ringraziarla, con un lungo bacio del suo complimento, mormorandole: Lara adorata. Da che aveva conosciuto Marco, Lara, assai devota e pia per lui innanzi, si era scordata persino di Dio. Marco era il suo Dio, pensava sempre a lui, adorava solo lui, e dal folto lavorio del suo pensiero ardente ne veniva esclusa qualsiasi altra idea, anche la memoria di Dio non vi si introduceva più così sovente. Una sera a Roma Lara disse così ciò sorridendo a Marco, ma poi aggiunse seria seria: pare che Dio voglia vendicarsi del mio oblio.
Oggi mi sento assai male e un presentimento mi dice che dovrò ammalarmi. Sarebbe bella che morissi ora. Taci, rispose Marco, sfiorandole la bocca con una mano. Se tu morissi, io la finirei in reclusione. Oh, perché? Chiese lei, spalancando gli occhi. Perché? Perché se Dio si permettesse l'infamia di togliermiti, io l'ucciderei a revoltate. Un passaggio meraviglioso, bellissimo, di questo romanzo che ti riempie di emozioni positive, che ti fa tornare, come la vera letteratura fa e la vera critica, al grado assoluto più vicino alla nobiltà d'animo, al senso della nostra presenza qui. Con questo vi saluto, ciao a tutti.